L'acqua, una volta potabilizzata, arriva nelle nostre case tramite quello che comunemente viene chiamato acquedotto. Ma da che cos'è costituito un acquedotto e come funziona? Prima di rispondere a queste domande è utile però introdurre un importante concetto, ovvero il flusso in pressione dell'acqua all'interno di una condotta. Sentiamo al riguardo il professor Stefano Alvisi. Se si considera questo semplice sistema, costituito da una vaschetta collegata con un tubo in cui scorre l'acqua, si ha che in corrispondenza della vaschetta tutta l'energia è sotto forma di energia potenziale, mentre all'interno del tubo l'acqua avrà una certa pressione e si muoverà con una certa velocità. È importante osservare che allontanandosi dalla vaschetta l'energia tende a diminuire a seguito delle resistenze che l'acqua incontra nel suo moto all'interno del tubo. Tuttavia, essendo in pressione, l'acqua risalirà nei tubi verticali e questo, ancorché in modo semplificato, spiega perché l'acqua corrente arrivi anche ai piani superiori delle nostre abitazioni. Le principali componenti fisiche di un acquedotto sono le tubazioni, le valvole, le pompe e i serbatoi. Prima di analizzare a cosa serve ciascuna di queste componenti e come si compongono a formare un acquedotto, è però utile introdurre anche un'altra componente dei sistemi acquedottistici, ovvero le richieste idriche. Rivolgiamoci ancora al professor Alvisi. Con richieste idriche si intende l'insieme di tutti gli usi dell'acqua da parte delle utenze civili e industriali che devono essere soddisfatte dalla rete acquedottistica. Le richieste idriche quindi non costituiscono una componente fisica del sistema acquedottistico, quanto piuttosto la loro forzante principale, ed il loro soddisfacimento rappresenta il fine ultimo del sistema stesso. Con riferimento ad un piccolo centro abitato, così come ad una grande città, è quindi di fondamentale importanza poter quantificare correttamente le richieste idriche al fine di progettare e dimensionare correttamente il sistema acquedottistico e perseguire una sua ottimale gestione. All'atto pratico, le richieste idriche dipendono dagli usi, dalle abitudini degli utenti. Ad esempio, ogni qualvolta noi vogliamo fare un bagno, per riempire la vasca da bagno richiediamo al sistema acquedottistico un certo volume di acqua, quantificabile ad esempio nell'ordine di 100-150 litri, o se vogliamo fare una doccia richiediamo circa 50 litri, mentre ogni volta che tiriamo lo sciacquone, per riempire la vaschetta richiediamo al sistema acquedottistico circa 10 litri. Le richieste idriche generalmente tendono ad essere maggiori la mattina e la sera e più basse nelle altre ore della giornata. Il 9 luglio 2006 si registrarono andamenti anomali nei consumi di molte città italiane, con brusche variazioni delle richieste idriche verso sera. A cosa fu dovuto? Per comprenderlo è sufficiente ricordare che le richieste idriche dipendono in larga misura dal nostro stile di vita e che il 9 luglio 2006 alle ore 20 iniziò la finale dei campionati del mondo di calcio a Berlino, che vedeva impegnata l'Italia contro la Francia. Guardando l'andamento reale dei consumi di una grande città del nord Italia, è evidente come le richieste idriche aumentarono notevolmente subito prima dell'inizio della partita, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, prima dei tempi supplementari, prima dei rigori e dopo la fine della partita, quando molte persone ne approfittarono per andare in bagno o fare altre attività, mentre le richieste idriche crollarono durante la partita stessa, quando quasi tutti erano davanti al televisore. Addentriamoci ora in un acquedotto. Le componenti fisiche ce le descriverà il professor Alvisi. La prima delle principali componenti fisiche di un sistema acquedottistico che consideriamo sono le condotte idriche. Esse svolgono la funzione di trasportare e distribuire l'acqua fino alle nostre abitazioni e a tutti i punti di utilizzo più in generale. Questi sistemi sono generalmente progettati e realizzati in modo tale da costituire delle vere e proprie reti. In questo modo, il generico punto di utilizzo è collegato con il punto di alimentazione tramite percorsi diversi e anche qualora si dovesse chiudere la condotta posta lungo uno di questi percorsi per la sua manutenzione o sostituzione, l'acqua può seguire percorsi alternativi e raggiungere il punto di utilizzo senza quindi dover disconnettere tale punto dal resto della rete.
Abbiamo visto precedentemente che all'interno di queste condotte l'acqua è in pressione. Ma che cos'è che consente di avere la pressione all'interno delle condotte idriche? Questa può essere ottenuta principalmente in due modi, o tramite le pompe idrauliche o sfruttando le vasche di serbatoi poste più in alto rispetto al centro abitato considerato. Le pompe idrauliche sono dei dispositivi che consentono, tramite opportune palettature, di aumentare la quantità di moto dell'acqua, dove la quantità di moto è data dal prodotto della massa per la velocità. L'acqua, una volta che ha acquisito un'elevata velocità, passa attraverso un diffusore che consente di trasformare l'energia cinetica in energia di pressione. Le pompe possono mandare l'acqua in pressione direttamente all'interno della rete, nelle condotte, oppure alimentare le vasche di serbatoi poste più in alto rispetto al centro abitato. I serbatoi possono svolgere inoltre un'altra importante funzione, ovvero quella di compenso. Infatti, il volume d'acqua trattato negli impianti di potabilizzazione è generalmente costante nel tempo. Invece, come visto precedentemente, le richieste idriche possono variare significativamente. In pratica, vi possono essere dei momenti, ad esempio in alcune ore della giornata, alla mattina o alla sera, in cui le richieste idriche sono maggiori della portata fornita dall'impianto di potabilizzazione ed altre in cui sono inferiori. Il serbatoio svolge quindi in questi casi un'operazione di compenso, riempiendosi quando la portata in arrivo dall'impianto di potabilizzazione è maggiore della richiesta idrica e svuotandosi quando è minore. Infine, l'ultima delle principali componenti fisiche di un sistema acquedottistico che consideriamo sono le valvole. Esse sono già poste generalmente all'inizio e o alla fine delle condotte e, creando una sorta di strozzatura, consentono di ridurre la portata o chiudere completamente la condotta stessa. Sono molto importanti ai fini gestionali. Infatti, chiudendo ad esempio le valvole poste a monte e a valle di una condotta idrica, è possibile isolare completamente tale condotta, consentendo così ai tecnici di intervenire per la manutenzione e la sostituzione della condotta stessa. Passeggiando per strada potreste aver notato dei chiusini tipo questi, che servono per accedere ed azionare le valvole stesse. Grazie all'ingegner Stefano Alvisi dell'Università di Ferrara, adesso sappiamo come avviene la distribuzione dell'acqua. Un processo complesso e articolato, ma che ci permette di poter fruire del bene più prezioso ogni giorno e in maniera per noi molto semplice.